Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia. Parliamo di nautica quest'oggi, lo facciamo perché siamo prossimi ormai alla data fatidica di apertura del Salone Nautico di Venezia. Avremo 2 weekend dedicati a questa grossissima opportunità. Per noi sarà l'occasione non solo per farvelo scoprire, farvi capire di che cosa si tratta, darvi l'occasione anche con un simpatico concorso, perché no, di poter accedere gratuitamente, ma anche di parlare del settore della nautica. Nautica che ovviamente interessa moltissime persone, tanti sono gli appassionati, che però ha subito dei contraccolpi rilevanti dal punto di vista economico. Eppure sarebbe un indotto veramente strategico, darebbe delle opportunità occupazionali di non poco conto a moltissime persone. Ma perché così bistrattata? Perché si punta sempre l'accento su certi aspetti anziché su altri di rilievo diverso? Insomma, vedremo i diversi risvolti, ne dibatteremo insieme in studio, non tralasciando naturalmente quelle che sono le bellezze che possono essere offerte dal visitare un salone, nello scoprire quali possono essere anche le ultime novità delle imbarcazioni, quali tipo di aspetti possono celarsi dietro, non so, un'uscita anche in laguna, tutto da scoprire con i nostri ospiti. Ve li presento subito: Mauro Poletto, che è del Salone Nautico di Venezia, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Poi abbiamo Sebastiano Giorgi, direttore Laguna Mare. Buongiorno. Grazie anche a lei. Tra l'altro se ne intende bene di nautica e di portistica e avrà un bel arduo compito. Poi abbiamo Marino Masero, ben ritornato, presidente Slogagun, grazie anche buongiorno. a lei. E Giuliano Borella, presidente distretto della cantieristica nautica, sempre anche lei ben arrivato. Partiamo subito, cerchiamo di capire con i nostri telespettatori di entrare al Salone Nautico. 2 fine settimana, diciamo periodi strategici. Sono i 2 weekend che seguono Pasqua, quindi fra pochissimi giorni si comincia, cioè dal 5 al 7 e dal 12 al 14 di aprile. Si svolge a Parco San Giuliano, che è uno dei parchi cittadini più grandi d'Europa, a Venezia, quindi con una location abbastanza inedita per una manifestazione di questo tipo, e anche molto bella perché si affaccia sulla Laguna Veneta. Sullo sfondo c'è il centro storico di Venezia con i palazzi, con i campanili di questa città, e quindi è sicuramente una sede per un salone nuova, diversa rispetto alle altre, e anche molto coreografica, molto bella. Perché è stato scelto proprio Parco San Giuliano? Ecco, ricordiamo, non siamo nella zona portuale di Venezia, che magari alcuni indotti in errore prendono la strada sbagliata, no? Deve andare verso Mestre. La segnaliamo bene dove è la sede del salone. Istintivamente, oppure chi è di vecchia conoscenza. Il Salone Nautico si svolgeva fino a qualche anno fa nel porto delle navi da crociera di Venezia, poi la stagione crocieristica si è prolungata anche durante l'inverno, quindi abbiamo dovuto cercare una nuova sede per l'idea di nautica che volevamo promuovere, cioè una nautica vicino alle persone, diciamoci una nautica piccola, media, fatta in imbarcazione non superiore ai 12 metri. La sede di un parco era la sede ideale, anche perché quindi comunque siamo sulla terraferma. Siamo sulla terraferma, è ben fornita, è ben collegata alle principali vie di comunicazione, è vicino al casello autostradale, vicino all'aeroporto, vicino alla stazione ferroviaria, ci sono dei parcheggi ampi, e quindi insomma è una sede inedita per una manifestazione di questo tipo, però efficace, insomma, quindi ci siamo trovati bene. Che cosa si trova al Salone Nautico? Quindi chi non ha avuto l'opportunità di andarci fino adesso, oppure quali le novità per il Parco San Giuliano? Il Salone Nautico di Venezia ha una particolarità, ed è anche uno dei motivi per cui questa manifestazione a livello nazionale si è creata una forte identità ed è riconosciuta, e cioè una manifestazione che si concentra sulla piccola e media nautica, come dicevo fino a poco fa, sulla nautica fino ai 12 metri, che è una nautica che forse non finisce sempre sulle copertine, non sono le grandi barche da sogno, anche se vi sono delle barche particolarmente di qualità piccole, ma è una nautica accessibile. Il 92% delle imbarcazioni che compongono un po' la flotta delle barche in Italia è composta da piccole barche, e quindi è un salone che va a intercettare quel segmento di mercato e che si rivolge a un pubblico che effettivamente la barca la usa per passione, in certi casi perché la deve usare, e a Venezia ricordiamoci che la barca è un po' come il motorino anche per i ragazzi, e che quindi è una nautica lontana dall'idea del lusso, dello status symbol, una nautica che è avvicinabile a moltissime persone, insomma, perché... Quindi compravendita eventuale, sì, possono trattati
l'usato e il nuovo, un po' ci di sono tutto, anche delle insomma. imbarcazioni usate, ma insomma Non è un mercato diretto, no, non è che la persona arriva e mette in vendita la propria barca, no, questo non si può questo fare, immagino. però sicuramente ci sono sia barche nuove che usate, ci sono anche modelli molto nuovi, è un salone, quindi è un punto d'incontro tra chi propone dei prodotti e chi è interessato a quei prodotti. Non si parla solamente di barche, però, e questo è molto importante dire, quest'anno ci concentriamo ulteriormente sull'aftermarket, cioè sull'accessoristica, sui servizi, sul turismo, che è uno degli aspetti fondamentali per la Laguna Veneta non solo, penso, per la Laguna Veneta, e sugli sport di remo e di vela. Infatti vi sono coinvolgimento di associazioni sportive per anche delle attività di remo e vela sul bacino d'acqua di fronte al parco di San Giuliano. Si svolgeranno appunto delle veleggiate anche di impatto, insomma, per intrattenere non solo chi viene lì per comprare e vedere barche, ma anche per divertirsi. Insomma, è uno spettacolo anche sostanzialmente. Sì, assolutamente. Puntiamo molto anche all'aspetto proprio ludico e di piacere. Se non altro sognare, questo fa sempre bene. Sì, ma non è solo sognare, perché non si tratta comunque di yacht giganteschi, si tratta anche di imbarcazioni che spesso qualcuno si può permettere, cioè ci si può permettere, al di là del periodo che è particolarmente delicato e per moltissime persone le priorità sono altre, però parliamo comunque di una nautica vicina alle persone a misura d'uomo e una nautica che non è a cifre eccessive. Una barca può costare anche quanto un'automobile, insomma. No, ma assolutamente, si tratta appunto di andare a vedere per toccare con mano qual è la realtà, perché certi magari si fanno certe idee e non rispondono al reale. Andiamo un po' al settore, perché la prima cosa che viene in mente automaticamente è stata la batosta del redditometro, che ha senza dubbio disincentivato questo come altri ambiti, diciamo, per assurdo, perché poi bisogna vedere se ci sarà un dietrofront o qualcosa, però ha un attimo allertato. Diciamo che queste indicazioni si inseriscono nel clima in cui la nautica purtroppo viene trattata in Italia da tantissimi anni. La nautica, come accennava Mauro Poletto, ricorda qualcosa di lusso, no? Mentre la nautica è un settore che in Italia ha tantissimi livelli, a livelli di lusso, a livelli per la gente comune, e a Venezia la barca è usata per trasporto, quindi ci sono tantissimi livelli, e questo può mostrare come la nautica possa dare lavoro a una fascia a tantissime fasce di gente. C'è un indotto incredibile, perché in Italia si parla di nautica e può essere nautica di mega yacht, e poi si arriva alla barca di trasporto, si arriva a Venezia, tutto va per acqua per esempio, quindi e quello che dispiace assolutamente in Italia è che venga considerata come un settore di lusso, quando invece per esempio per gli autoveicoli, ad esempio, abbiamo grande attenzione alla trasformazione di motori ecologici, mentre per esempio per la nautica di questo non se ne parla minimamente. Anche per la nautica possiamo avere motori elettrici, possiamo avere una grande evoluzione e possiamo esportare questo know-how in Europa. Venezia può essere un bellissimo caso per esportare all'estero tecnologia pulita, perché, ripeto, Venezia tutti i tipi di trasporto vanno via acqua, e se Venezia fosse la palestra di un rinnovamento di motori, di imbarcazioni, diventerebbe un punto veramente che dà il là a dei cambiamenti nel mondo della nautica. Quindi è veramente con dispiacere che registriamo ormai da, non so, 10-20 anni il totale disinteresse verso un settore che invece produce posti di lavoro, produce conoscenza, produce cultura, perché andare in barca è cultura. Una specie di accanimento, Marino Masiero, un po' la provocazione che le faccio. Voi imprenditori del settore, perché stiamo parlando di imprenditori, di aziende vere e proprie, forse non vi siete opposti, non vi siete fatti sentire nel modo adeguato, perché pare veramente assurdo che ci siano stati altri ambiti che non sono stati così penalizzati come invece quello nautico, dove appunto stiamo parlando di una regione come quella del Veneto, ma non c'entra altre regioni che sono sul mare, insomma, viva Dio, dove è ovvio che se tu vai a penalizzare chi è l'imbarcazione poi ci va a poche centinaia di chilometri, c'è il confine, va oltre, no? Ma la situazione rispetto alla capacità di essere incisivi sulle scelte governative è una situazione grave in tutta la nazione. L'Italia ha circa 8.000 km di coste, siamo sostanzialmente una barca in mezzo al mare Mediterraneo, e
Avremmo... Siamo una penisola, rendiamoci conto, e penalizziamo la nautica. Esattamente. Cioè, questa è la cosa sconvolgente, che allora dici, ma ci sarà che tipo di interessi ci possono essere o non essere? Il problema è principalmente di tipo culturale, come è stato detto un attimo fa, cioè gli italiani dovevano essere un popolo di navigatori per la loro condizione di penisola sul mare, di barca sul mare chiamata Italia. Per una serie di pregiudizi e per un modo di fare come dire, cultura nautica, le barche sono considerate principalmente mezzi di proprietà di evasori fiscali, e questo è gravissimo, e status symbol. Una politica poco intelligente fatta da parte della nostra classe dirigente ha continuamente alimentato questo tipo di modo di pensare. E devo dire anche una politica sbagliata da parte di chi produce e costruisce imbarcazioni. Come si diceva prima, Mauro Poletto faceva l'accenno alla grande nautica da diporto. Evidentemente l'industria della nautica da diporto in Italia punta a costruire, e giustamente siamo i primi costruttori al mondo per grandi imbarcazioni, punta a costruire grandi imbarcazioni. In realtà però l'attività nautica può essere assolutamente considerata come, sulla piccola dimensione, un'attività simile a andare in bicicletta. Una famiglia che si muove durante l'estate, che va in vacanza in spiaggia piuttosto che in montagna, che risparmia tutto spende, sommato, esattamente, spende esattamente meno, cioè sì. Una famiglia che normalmente va in montagna o va al mare in spiaggia spende di più che non avere un'imbarcazione, con la differenza che l'imbarcazione la si usa per 6 mesi e la vacanza al mare in montagna si fa per 15 giorni, attualmente 10, 12, 15 giorni. La spesa è più o meno la stessa, bisogna tener conto anche che nel fare piccola nautica da diporto si sfrutta l'imbarcazione tutti i weekend della bella stagione. Assolutamente. Lei tra l'altro ha un luogo dove riesce a vedere questi movimenti, queste tendenze e potrebbe avere ulteriori slanci ed espansioni, ma si sente un po' frenato, no? Allora, noi siamo come associazione nel sud della laguna, e quindi nel bacino lagunare di Chioggia, e abbiamo assolutamente delle richieste in questo senso. Noi tra l'altro affittiamo imbarcazioni senza patente, con dei costi ridicoli perché arriviamo a 25 euro al giorno a persona, e quindi questo vuol dire che si può fare nautica con pochissima spesa, per parlare di cose concrete. Purtroppo la normativa da una parte, una serie di difficoltà poste in essere dai nostri governanti fanno sì che mettere in pratica questo tipo di attività, che porta potrebbe portare tantissimi posti di lavoro proprio in laguna. Noi, lo ricordo ai telespettatori, noi abbiamo 1870 km canali navigabili, tutto l'anno, di giorno e di notte, 24 ore su 24, in Laguna Veneta. Quindi protetta, zona protetta. Zona protetta, con canali segnalati. Siamo il primo posto al mondo per la possibilità di navigare in questo sistema. In Europa si conosce la Camargue, nel mondo si conosce la Camargue, che è un bellissimo posto, ma che non ha niente in confronto a quello che abbiamo in Laguna Veneta, in quanto da una parte abbiamo solo un ambiente naturale straordinario, mentre in laguna abbiamo la natura, l'ambiente e il paesaggio, che sono le nostre grandi risorse in termini di fruibilità e possibilità di avere un bellissimo ambiente, e abbiamo il centro storico di Venezia nel cuore della laguna, il centro storico di Chioggia, che ricordo sono le uniche 2 città al mondo dove si va in barca nel cuore della città, e poi abbiamo il parco del Delta del Po, che dal punto di vista... Che è un'altra zona splendida, che è un'altra zona splendida. È tutta la Laguna Nord? È tutta la Laguna Nord, quindi abbiamo le isole, Murano, Burano, Torcello, si arriva... Per esempio si arriva fino a Jesolo e si arriva... E non stiamo parlando, sottolineo perché ci ascolta, di grandi navi assolutamente, quindi non stiamo parlando di imbarcazioni che possono essere anche invasive o impattanti. Faccio un esempio. C'è chi magari fraintende. Faccio un esempio concreto. Con una barca con un 40 cavalli, a bassa emissione di gas di scarico, in una giornata si può fare tranquillamente Jesolo, Parco del Delta del Po, in un giorno. Quindi sono barche che permettono
il viaggio a 6 persone, quindi a 2 coppie e 2 bambini, o una famiglia un po' più grande, o 3 coppie di amici. È un modo per scoprire il territorio in modo diverso. Torniamo su questo discorso, io voglio anche sentire il distretto proprio di questo ambito, di questo settore, quanto ne sta risentendo, se ne sta risentendo e quali potrebbero essere gli eventuali sviluppi. Qui ho visto le potenzialità enormi che ci sono, però che cosa bisognerebbe fare? Lo facciamo subito dopo la pubblicità, tra pochi secondi. Rieccoci qua. Allora, torniamo a parlare di nautica, puntiamo anche l'attenzione sempre sul Salone Nautico, naturalmente ricordiamo di seguirci perché potete leggere i messaggi sovrimpressione, c'è anche una bella opportunità per avere, se scrivete rapidamente una mail all'indirizzo in sovrimpressione eventi@expovenice.it, potete ricevere di questi biglietti di accesso al Salone Nautico ed è veramente un'ottima opportunità anche per portare i bambini, per scoprire un mondo diverso, accessibile. In che termine accessibile ne riparleremo insieme. Allora, distretto della nautica, se ne parla pochissimo a dire il vero, se non quando è sorto il problema che ci sono stati dei provvedimenti legislativi penalizzanti. In realtà è un distretto strategico per l'economia, ma perché non riesce a prendere di punta certi provvedimenti, a farsi sentire? Che interessi impediscono questo? Ma nonostante... E qual è, vogliamo dare dei numeri se ci sono, per far capire la portata di cosa diciamo? Diciamo che nonostante Venezia sia una città nata sull'acqua, che ha fatto le sue fortune nei secoli con l'acqua, da molti anni, da quando la nautica da diporto è esplosa in tutto il mondo, in particolare in Italia, quindi parliamo degli anni 70-80, a Venezia la nautica, come si diceva prima, è stata vista come nautica uguale lusso, ma si è persa quell'idea di nautica come strumento per fruire per tutti il mare. Questo ha comportato anche una perdita di continuità lavorativa, perché la nautica, soprattutto quella veneziana, è una nautica artigianale sul legno, richiede delle competenze che non si possono trasmettere dal giorno alla notte o da oggi per domani, ci vogliono anni di apprendimento. Poi la nautica da diporto è stata un po' penalizzata nel nostro territorio, nel bene o nel male, per la città di Venezia stessa. La città di Venezia stessa a molti giovani negli anni ha offerto delle opportunità di impiego diverse, molto più vantaggiose, più pulite che non andare a lavorare nei cantieri. Poi per motivi anche di tipo normativo, molti cantieri che erano situati all'interno della città storica, per questioni di tipo ecologico, di tipo inquinante, hanno dovuto lentamente chiudere e molti di questi o hanno chiuso definitivamente o molti si sono trasferiti nella terraferma. A questo proposito sembra assurdo, ma se noi pensiamo che nella laguna di Venezia entrano ogni anno più di 200 mega yacht, che sono delle ville, dei palazzi galleggianti che richiedono interventi di manutenzione continui, molto costosi e che portano una ricaduta giornaliera di 10.000 euro per ogni unità sul territorio dove stazionano. Quindi muovono un'economia. Un'economia. Su Venezia questi mega yacht entrano, stazionano per il tempo necessario o per la mostra del cinema o per altri avvenimenti della città e poi vanno da altre parti. Nessuno di questi si ferma all'interno del territorio lagunare per fare attività di refitting, cioè di manutenzione. Per quale ragione? Manca la struttura. Non ci sono quindi strutture? Non ci sono strutture. Cioè non è mai stato dato lo spazio a creare le strutture adatte, non è mai stato dato perché Giuliano insieme a Fabro ha fatto anni e anni il nostro di consorzio guerre e battaglie. Ha presentato ancora nel 2003 non un progetto, perché non c'era un progetto, ma era un'idea abbastanza supportata da molti imprenditori di creare. Quindi c'erano gli imprenditori. Gli imprenditori a quel tempo lì c'erano ancora. Perché stiamo dicendo era ancora in cui quindi noi gli abbiamo dato un'etichetta a questa idea, a questo progetto che era Cittadella della Nautica. La nostra idea era quella di riuscire
chiaramente supportati dalle amministrazioni pubbliche, territoriali, provinciali o regionali, di identificare un'area sul waterfront di Marghera, che è lunghissimo, dove poter insediare questo grande incubatore che avrebbe visto la presenza di tutta la filiera nautica. E questo avrebbe anche risolto alcuni problemi territoriali, di cantieri messi male. Guarda. Lei deve pensare... Ha battuto costi perché si lavorava tutti assieme? E si lavorava assieme, anzi, siccome in quegli anni lì le tradizionali aree di sviluppo della nautica italiana erano nelle Marche, in Toscana, ed erano abbastanza sature, parliamo degli anni in cui la nautica era un boom, non guardiamo adesso che siamo in tutti i settori fermi. E, essendo quelle due aree molto sature, c'erano interessi da parte delle aree lombarde di creare uno sbocco anche sull'Adriatico. Ma anche perché era agevole raggiungerlo per le vie. Noi qui abbiamo tutto, abbiamo l'aeroporto, il terzo aeroporto d'Italia, abbiamo Genova, le viabilità, sappiamo i problemi che tutto, presenta. Ma poi soprattutto un maxi yacht, un conto è fermarsi in Croazia quando è vero che si fanno manutenzioni che possono costare meno per la manodopera, però il proprietario del maxi yacht lo lascia lì, ma lo lascia lì giusto per il tempo di manutenzione, non va in Croazia a passare il tempo, ma fare manutenzione a un maxi yacht a Venezia significa che il proprietario ha la manutenzione a Venezia e la sera va alla Fenice, va al ristorante, certo. cioè è la città adatta per questo tipo di economia. Ma sì, la politica questo assolutamente non l'ha capito, ma l'abbiamo detto per 10 anni. Lei deve pensare, una piccolissima realtà, io con la mia azienda che opera nel mondo della nautica sono a Quarto d'Altino, ma non ho necessità. Di che cosa si occupa? Io mi occupo di vernici per la nautica e tutti i prodotti complementari che ruotano attorno alle vernici, e quindi io non ho una necessità di essere collocato prettamente vicino all'acqua, però nel capannone vicino a me hanno aperto un cantiere 2 giovani ragazzi maestri d'ascia, tra i pochissimi che ancora Venezia partorisce. Gli artigiani, esatto, questi artigiani preziosissimi. Cantiere nautico Fenice. Costruiscono cantiere nautico Fenice, così facciamo un po' di pubblicità a questi 2 giovani ragazzi che di questi tempi hanno avuto questo coraggio. Loro fanno solamente barche tradizionali in legno, quindi lagunari, nuove o manutenzione, e sono a Quarto d'Altino perché non sono riusciti a trovare un posto con l'acqua davanti, pur essendo andati in comune, avendo chiesto all'assessorato alle attività produttive, cioè non è che chiedevano questi 100.000 metri quadri, un piccolo spazio, quindi questi sono dei problemi piuttosto... Io direi che siamo a un momento di svolta, perché questo discorso che ha fatto Giuliano è perfetto e si attaglia alla situazione, diciamo, pre-crisi, cioè situazione pre-crisi Venezia aveva grandi possibilità, grandi cantieri come Dalla Pietà per esempio, Marchi, e Venezia pretendeva di guadagnarsi quel ruolo che le spettava e aveva problemi di aree. Adesso siamo in un'altra fase perché Dalla Pietà ha chiuso, è arrivata la crisi, quindi siamo in un'altra fase. Io credo che invece adesso dobbiamo più spostarci sulla dimensione che accennava Masiero, che è quella del turismo e della compatibilità dei mezzi. Ora, anche la cantieristica si sta trasformando da cantieristica da mega yacht, che adesso, cioè o li vendiamo all'estero o in Italia non li vendiamo, ad una cantieristica minore, che non vuol dire che sia meno importante perché c'è altissima qualità artigianale nella cantieristica minore, soprattutto motorizzazioni diverse, sostenibili, ribadisco a questo punto, le motorizzazioni saranno il futuro, perché prima o poi andremo tutti all'elettrico o comunque a GPL, perché non è possibile inquinare così, e andremo a visitare questa laguna di Venezia, all'interno della quale si circola con un certo tipo di barche, non si circola con delle barche enormi. Quindi quello che è importante per gli imprenditori e per la politica, che è sempre un po' tardiva, è capire che adesso il nuovo filone è turismo nautico in laguna sostenibile, con imbarcazioni di misure sostenibili e con propulsioni anche quelle assolutamente sostenibili. Quindi credo che il passaggio imprenditoriale dell'area del Veneto sia questo, da grandi sogni di essere produttori di mega imbarcazioni per tutto il mondo, che comunque continuiamo in parte a farle, ad un'economia che invece è fiorente, cerchiamo di coglierla al volo, questa sì, per metterci in competizione con realtà francesi, olandesi, dove si fa turismo nautico lento, turismo nautico lento, dove c'è turismo nautico, compatibile, c'è enogastronomia, e c'è un vivere alla laguna. Come dice Sebastiano, il fatto di passare a una motorizzazione più pulita comporterebbe anche opportunità maggiore di lavoro per i cantieri, perché lavorerebbero su i natanti
esistenti per trasformarli in motori ibridi, e quindi c'è un'opportunità di lavoro maggiore. Esistono questi, funzionano, cioè, o siamo ancora come gli autoveicoli? Sì, no, diciamo che c'è un'attività molto avanzata dal punto di vista sperimentale, direi anche quasi ormai consolidata, sia da parte di qualche appassionato imprenditore della città. Il cantiere Amadi ha attrezzato un topo da trasporto. Amadi quindi... che è il cantiere più noto in Laguna per costruire i topi da trasporto, quindi tutte le merci che entrano e escono a Venezia vengono utilizzate queste imbarcazioni, e sono stati fatti anche dei test, degli esperimenti con barche pubbliche. Certo che in questo caso qui se a un utente privato gli viene imposto di trasformare la sua barca da motore diesel a motore ibrido, che comporta un costo oscillante dai 15.000 ai 30.000 euro, e non glielo puoi imporre così, devi dare delle agevolazioni. Degli incentivi, come si fa con le macchine? Degli incentivi, ma soprattutto c'è una cosa da dire, che non puoi imporlo al privato e poi il pubblico della città non fa queste cose. Esatto. Quindi ACTV e Veritas, per chi vive la città... Che anche quelli sono abbastanza in crisi, tra l'altro sì, stiamo toccando però un settore. Per chi vive la città le immondizie, i rifiuti vengono asportati dalla Veritas di notte con delle barche rumorose, inquinanti, assolutamente sì. Se quelle barche lì lentamente fossero trasformate con motore elettrico sarebbero molto meno inquinanti, molto meno rumorose, e quindi ne beneficerebbe la città anche dal punto di vista storico, perché i monumenti lo sappiamo che vengono deteriorati dall'inquinamento dei mezzi. Asonautica Venezia, che è sempre in testa su queste tematiche, ha organizzato insieme al Comune di Venezia, cioè ha stimolato il Comune di Venezia a organizzare una giornata ecologica. Il 14 aprile si circolerà nel Canale Grande solo con motori elettrici o sostenibili o a GPL, proprio per dare un segnale. Però chiaramente, per far capire la differenza. Come dice Giuliano Borella, il segnale non è che i privati si devono adeguare e dopo tutti i mezzi pubblici continuano ad andare... I privati dal punto di vista tecnico sono pronti. Sì. Ci deve essere l'input di agevolazione e del pubblico. Bisogna fare una precisazione, stiamo parlando dei privati che fanno trasporto pubblico, quindi taxi principalmente e barche passeggeri. Ecco. Sì, non il privato in senso stretto. Ci sono segmenti e segmenti della nautica da diporto, quindi va specificato che stiamo parlando principalmente di chi fa trasporto passeggeri. Questo è orientato soprattutto alla parte del centro storico, chiaramente. Certo, volevo chiedere, ma non è che in un certo qual modo Venezia si colloca in posizione in ombra rispetto a Genova, che cerca comunque di tener botta, di trovare, conquistare mercati esteri, di trovare strategicamente delle posizioni che la rilancino costantemente, e diventa tanto minore Venezia o no? Cioè questo proprio da profano in qualche modo. Ci sono delle differenze sostanziali tra Venezia e Genova, parliamo delle manifestazioni fieristiche, dei saloni. Innanzitutto Genova credo quest'anno sia il 51esimo, correggetemi, 52esimo salone, mentre quello di Venezia è il 12esimo, quindi c'è una differenza di età, diciamo, tra le due manifestazioni. E poi bisogna vedere anche il territorio dove sono nate, sono sviluppate queste manifestazioni. Il salone di Genova si è sviluppato in una costa, in un'area che è quella della costa tirrenica, dove storicamente si sono concentrati i grandi cantieri navali, i grandi yacht, le grandi navi, ma soprattutto i grandi yacht, quelli che vendono in tutto il mondo e che costituiscono anche uno dei fiori all'occhiello dell'industria italiana, sono prevalentemente nell'area tirrenica. Quindi il Salone di Genova si è focalizzato su un tipo di nautica piuttosto importante, anche impegnativa sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista economico. E il territorio invece adriatico, del nord adriatico, ha avuto meno cantieri di quelle dimensioni e invece ha più una nautica, diciamo, di uso quotidiano, soprattutto nella laguna veneta, per cui si è sviluppata una manifestazione molto diversa, e quindi si tratta anche di avere ruoli diversi poi nel comunicare e nel promuovere la nautica. Diciamo che la laguna veneta ha quasi 50.000 targhe LV, cioè Laguna Veneta. È comunque un numero particolarmente importante che sta ad indicare quanto effettivamente in questo territorio la nautica sia vicina alle persone. Questo non significa che sia un salone referenziale,
il Salone Nautico di Venezia quest'anno porterà 10 aziende dalla Sicilia che hanno deciso di investire per la prima volta in questa manifestazione, perché in un contesto generale in cui le manifestazioni nautiche stanno soffrendo moltissime, l'anno scorso il Salone Nautico di Venezia è stata forse l'unica manifestazione a segnare il numero più, sia per il numero di espositori presenti che per il numero di barche in mostra. Numeri diversi rispetto a Genova e rispetto a Roma, che è una delle tre insieme a Venezia e Genova, grandi manifestazioni nazionali, numeri diversi però comunque numeri positivi in un contesto dove è caratterizzato da sofferenza, insomma, e da ridisegnamenti anche delle layout, perché l'area espositiva di Genova nel 2013 è stato comunicato in conferenza stampa ed è chiaro, insomma, non è una cosa nascosta, è fortemente ridimensionato il layout espositivo, cioè l'area espositiva del 2013 sarà fortemente ridimensionato rispetto al 2012, quindi si tratta, ecco, di sviluppare manifestazioni diverse per settori diversi che non si sovrappongano tra di loro, anche perché l'Italia non ha di certo bisogno di fare di campanilismi o di fare assolutamente. guerra. Parliamo anche del settore turistico, delle opportunità turistiche, visto che ormai siamo prossimi a una stagione, anche se appunto come si diceva è sempre aperta, sicuramente per 6 mesi all'anno, ma anche di più, però dai, la stagione si deve aprire e quindi darà delle ottime opportunità tra pochissimo. Basta. Allora, rieccoci, prima di riprendere il discorso vorrei parlare delle opportunità occupazionali, perché sono molto importanti, e dell'indotto turistico che si verrebbe a muovere, perché poi abbiamo solo accennato navigare tranquillo, lento, non impattante, vuol dire anche scoprire angoli inusitati, non conosciuti della nostra laguna, del nostro territorio, vuol dire capirli e poterli anche in qualche modo fruire al meglio. Voglio ricordare che c'è una partnership molto importante quest'anno tra il Salone Nautico e un'altra manifestazione, una serie di... No, c'è una partnership molto importante, che è la partnership che permette al Salone Nautico di quest'anno di essere presente così forte sul territorio, ed è la partnership tra Expo Venice, che è la società fieristica veneziana e che da 5 anni organizza il Salone Nautico di Venezia, e Padova Fiere, che fa parte di un gruppo molto importante internazionale nell'organizzazione di eventi. E Padova Fiere e Expo Venice si sono messe insieme per fare una partnership per sviluppare le fiere nell'asse Venezia-Padova. Il Salone Nautico, chiaramente, essendo la manifestazione principale di Expo Venice e la manifestazione fieristica più importante di Venezia, è un po', diciamo, il fiore all'occhiello e il vero test interessante di questa partnership, che però si svilupperà in altre manifestazioni fieristiche basate sulle passioni. Quindi per esempio c'è una manifestazione dedicata all'aviazione, che è il Salone del Volo, si svolgerà a settembre. Comunque si tratta sempre di passioni e di hobby, di piaceri, insomma. Sono modi per uscire dalla realtà quotidiana che fanno sempre bene e comunque muovono l'economia. Da questo punto di vista, se ne diceva anche, se ne parlava prima, dal punto di vista occupazionale si potrebbe fare qualche cosa, potrebbe essere un'interessante occasione, opportunità, un volano, se succedesse cosa, che sostanzialmente la classe politica, i nostri amministratori, a livello nazionale, e a livello locale, mettessero in pratica quegli strumenti, utilizzassero anche diciamo così, chi di nautica vive, per capire cosa si può fare in breve tempo e con pochissimi investimenti per creare molti posti di lavoro. Ma ne sono a conoscenza? Ne sono assolutamente a conoscenza, a livello locale credo che abbiamo stancato tutti, perché noi sono 6 anni che promuoviamo un progetto di infrastrutturazione leggera, quindi stiamo parlando di campi boe, di pontili galleggianti, di legno, della laguna veneta, da Chioggia fino a Bibione, e tutti sono entusiasti a conoscere il progetto, ma nella sostanza nessuno fa nulla. Mi spiego. Abbiamo instaurato un tavolo della nautica a livello provinciale con l'attuale assessore alle attività produttive, il quale si è dato molto da fare per metterci tutti quanti insieme, però non trova sponda da nessun'altra parte. Allora
la questione è di un'assurdità, mi lasci usare questo termine forte, incredibile. Noi abbiamo nel sud della laguna, faccio questo esempio, imprenditori pronti a mettere dei soldini per fare i pontili galleggianti ad uso pubblico. E per imprenditori intendo cose molto semplici, famiglie che vivono per esempio con una trattoria che fa pesce di fronte alla laguna, ma la normativa, la burocrazia, l'immobilità delle nostre amministrazioni comunali, provinciali e regionali fa sì che quel pontile aspetti da 7 anni una risposta inutilmente, perché abbiamo una serie di normative che si sovrappongono, perché abbiamo l'interpretazione dei funzionari che spesso e volentieri sono in contraddizione, perché sostanzialmente siamo in una società da questo punto di vista medievale. Oggi noi in Laguna Veneta abbiamo la possibilità di realizzare 500 posti di lavoro, quindi 500 famiglie che vivono attraverso il turismo lento, compatibile, che non dà nessun problema. Quindi un'economia pronta a partire. Un'economia pronta a partire, ma nonostante il fatto ci sia stata, e di questo devo dare atto a tutti gli amici presenti e anche ad altre categorie di persone che si occupano di nautica in termini concreti, nonostante il fatto sia stato progettato e spiegato a più riprese, in termini sostanziali non abbiamo avuto nessuna risposta. Potrei fare un esempio senza voler fare polemiche, ma è la verità. All'ultimo salone nautico di Genova io ho chiesto al sindaco di Venezia di darci la possibilità di fare dei campi boe. Nei campi boe, in un campo boe che si realizza con un investimento tra i 5 e i 10 mila euro, vive una famiglia tutto l'anno. Questo accade in tutte le lagune del mondo. Nella nostra Laguna Veneta, con, ripeto, quasi 2000 km canali navigabili, non abbiamo l'autorizzazione per fare un campo boe. Ma questo è mai possibile? Insomma, guardi, intanto gli eventi fieristici, il Salone di Venezia in particolare, da anni non è solo un evento per promuovere i prodotti e le barche, ma è un punto anche di incontro, di dibattito. È il momento appunto per tirar fuori certe problematiche e cercare di risolverle. Vorrei che quest'anno non si presentassero gli amministratori, no? Perché io credo che le cose che ci dicono è una provocazione forte, sì. È stata fatta anche in altri che ci sia, invece speriamo che ci sia la possibilità di relazionarsi, perché se non c'è dialogo ogni anno che si presentano basterebbe cambiare la data e raccontano sempre le stesse cose. A proposito di questo bellissimo progetto di cui loro come Yacht Group a Chioggia ne sono stati artefici e ideatori, come diceva Marino Masiero, è stato fatto un dibattito, un tavolo della nautica provinciale, lo scorso anno è stato presentato al Salone, nella stessa giornata poi l'assessore del Comune Venezia alla mobilità l'ha presentato uguale, un po' limitato perché lui si limitava solo alla sua area comunale di Venezia. Vengono lì, fanno vetrina, no? Si fanno vedere, devono far vedere che partecipano al Salone, che partecipano al dibattito della nautica, poi arrivederci e ci rivediamo l'anno dopo a raccontare sempre le stesse promesse, le stesse condivisioni sui problemi. Io credo che oggi noi, indipendentemente che siamo imprenditori, ma da cittadini vogliamo delle risposte. Assolutamente. Nessuno chiede sempre sì o sempre no alle cose che si chiedono, però i tempi certi sì. Ed è un problema di approccio ai problemi. Cioè, se noi non cambiamo mentalità, questa laguna, queste città moriranno se andiamo avanti così. È una regione che perde una parte di PIL. Io sono perfettamente d'accordo su quest'ultima frase, un cambio di mentalità. Allora, non essere in grado di organizzare il turismo in laguna ha queste 3 conseguenze. La prima, che non organizzando rimane il Far West, nel senso che la gente poi comunque c'è una parte di gente che gira e si adatta con ormeggi magari che non vanno bene, e ricordiamo che dragando i fondali, passando dove non si passa, i campi boe hanno questo scopo di risolvere ma di più le barche poi hanno bisogno, poi c'è gente che abbandona, oli esausti, cioè ci vorrebbero anche dei punti dove uno lascia gli oli dei motori. Prima cosa. Seconda cosa, Venezia, solo Venezia, fa 22 milioni di turisti l'anno. Cosa significa questo? Con una media di soggiorno da 1 giorno e mezzo a 2. Cosa significa? Che se noi avessimo un turismo lento, invece di farsi 2 giorni a Venezia e poi scappare in altre parti o in altri paesi o andare in Croazia, perché vanno in Croazia a farsi la settimana di mare e vengono 1 giorno e mezzo a Venezia.
consumando benzina, lasciando immondizie. Noi tratterremo questo turismo non in maniera pesante per la città, perché non è un turismo che passa in piazza San Marco, quindi appesantendo una zona critica, ma è un turismo che si diluirebbe nella laguna portando economie a tutti. Terza cosa, daremo i posti di lavoro, cioè daremo posti di lavoro qualificati nel territorio veneziano. Quindi il fatto che queste tre cose... C'è una miopia sostanzialmente queste tre cose così politica. semplici da vedere, cioè è evidente che qui si tratta di un problema di amministratori che non conoscono, veramente non conoscono la nautica, la laguna, evidentemente... Però allora è un ruolo anche degli imprenditori in qualche modo di tirarli e portarli a coinvolgere, trovare delle strategie, perché o sono interessi politici di un certo tipo o interessi di fazione, chiamiamo così, di gioco, cioè fare giochi vostri. Noi ne abbiamo provate, l'abbiamo provate in tutte le maniere. Noi abbiamo cercato di coinvolgere tutte le amministrazioni locali e anche non locali. Su un progetto così bello io credo che ci voglia poco a dire ci mettiamo qualche cosa di nostro e lo facciamo. Che cos'è il problema del nostro progetto? Che non porta voti. Cioè voglio dire, nel momento in cui il progetto riguarda un certo tipo di fare appalti pubblici, allora evidentemente c'è un certo interesse. In questo caso non ci sono prebende, è un turismo lento, riguarda infrastrutturazioni leggere, non ci sono grandi appalti da fare, mi spiego. Un pontile galleggiante... Vediamo gli scandali di questi giorni. Ricordo che da Chioggia fino a Bibione non c'è un pontile galleggiante ad uso pubblico che non sia esclusivo a qualcuno. Questo la dice tutta sulle incapacità di programmare una visitazione seria e corretta, come diceva il giornalista un attimo fa, del territorio. E queste sono strutture che evidentemente un pontile galleggiante si fa con 18-20 mila euro. Quei 20 mila euro di struttura permettono di essere usufruita, per esempio, la spiaggia di Pellestrina, piuttosto che quella avrebbe di Malamocco, tanto bisogno, di San tra Pietro in l'altro, Volta. I cicchetti, torniamo al ragionamento del turismo non mordi e fuggi, come diceva Sebastiano un attimo fa, ma di godere il territorio. Ma di godere il territorio in maniera accessibile, accettabile per tutti, anche per chi ci vive. Faccio solo un ultimo appunto. In questo progetto abbiamo previsto una pista ciclabile che è circa 60 km, parte dalla foce dell'Adige e arriva fino alla foce del Tagliamento. Questo è il futuro del nostro turismo. Se però noi non ci strutturiamo, ricordo che una pista ciclabile lascia sul territorio 700.000 euro all'anno di benefit al chilometro, quindi 60 km per 7 sono 40, una volta avviata sono 42 milioni di euro che lascia giù nel territorio, tra l'altro facendo rilasciare a chi andando in bicicletta non sporca nulla e non inquina niente. Se noi non ci strutturiamo a fare questo, questa laguna è destinata a morire. Ne è un esempio anche tutto il movimento che si è incrementato con le houseboat in laguna, per esempio, no? Stavo pensando perché il proprio mercato francese che è la nazione che ha più territorio fruibile con le houseboat, è saturo ormai, no? Per cui cercano... Ma all'estero non conoscono questa peculiarità dell'Italia, noi conosciamo quella della Francia, dei battelli problema è che non si ormeggiano. Io conosco il titolare che gestisce le houseboat a Venezia, nella laguna, e deve andare a contrattare personalmente con chi ha la titolarità di ormeggi privati nelle varie isole per chiedere la cortesia che si arriva un houseboat di potersi attaccare, che magari scendono, vanno a vedere la chiesa di Sant'Erasmo piuttosto che... scendono, vanno in ristorante, mangiano, comprano delle cose, cioè sono però, denari che cadono sul non è stata Abbiamo detto creata, Sant'Erasmo che è un'isola deserta in certi periodi dell'anno. Delle location proprio di ormeggio, poi devono andare a contrattare queste cose. Che tra l'altro qui, il progetto prevede, dillo. Che prevede poi tutto questo tipo di supporto, perché lì tra l'altro quello è un turismo anche di fascia medio-alta e dove rimangono parecchi giorni nella laguna, perché partendo da
quasi da Treviso, dove c'è la sede di Casiere, arrivano fino giù al delta del Po, per cui ne hanno una cosa straordinaria. migliaia di opportunità. Siamo arrivati al termine, una battuta in solo chiusura. una battuta. Il telespettatore dovrebbe capire la differenza tra portare un barcone di gente che scende in Piazza San Marco e sta qualche ora e compra i gadget, le cose che trova sotto, a una famiglia che si muove lentamente in houseboat per dei giorni portando denaro lungo tutta la laguna. Sono due mondi diversi. In chiusura, quindi in chiusura tutti questi dibattiti, questi temi verranno fatti al Salone Nautico di Venezia. Si estenderanno anche al Salone Nautico di Venezia, che è dal 5 al 7, dal 12 al 14 aprile. Voi, se avete delle osservazioni da fare, delle soluzioni, se siete d'accordo o volete avere ulteriori informazioni, scrivete a eventi@expovenice.it. I primi peraltro che scrivono possono avere l'opportunità di avere degli ingressi omaggio al Salone Nautico, un'ottima opportunità per scoprire, per avere delle idee, dei suggerimenti per risparmiare, perché è un investimento che tutto sommato poi ritorna nel tempo, e anche per insegnare alle generazioni più giovani, ai bambini, ai ragazzini, un modo di vivere la laguna, vivere il mare, un mare tranquillo, controllato, e anche, perché no, i percorsi fluviali del nostro territorio in modo diverso dal di dentro anziché dal di fuori, da meri spettatori, vivendo realmente questa straordinaria realtà. E naturalmente noi ne parleremo ancora, ma vi aspettiamo al Salone Nautico di Venezia. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi di averci seguito.